Venerdì 20 settembre il Festival delle Ville Venete si è portato nel territorio vicentino, a Villa Cordellina Lombardi e Montecchio Maggiore. E anche questa è stata un'occasione per sviluppare un significativo momento culturale che è stato introdotto dall'attore Ugo Pagliai e per tornare ad affrontare le delicate questioni del marketing territoriale delle aree erroneamente ritenute di minore interesse e che invece racchiudono patrimoni ineguagliabili e molto apprezzati da chi li sa scoprire. Noi oggi ci troviamo in Villa Cordellina dove parleremo anche di un grande progetto europeo che si chiama Cultema e che vuole effettivamente mettere in gioco anche le ville pubbliche, la parte pubblica, con la possibilità di investimenti privati, per cui anche questo è un nuovo modo di vivere la villa e di concepirla in modo diverso. Verrà presentato inoltre oggi il primo premio della Villa Veneta per l'Europa, per cui un altro importantissimo momento che anche questo cercherà appunto di valorizzare il nostro territorio attraverso delle azioni concrete. In effetti questo bando riguarderà 250.000 euro, suddiviso per 3 filoni di interesse, 2 che riguarderanno dei progetti innovativi all'interno, per cui non solo all'attuazione ma anche alla realizzazione, per ville pubbliche, ville private e per le ville di Cultema che hanno diritto a questo, ripeto, progetto europeo. Poi altri 50.000 euro per progetti innovativi per la valorizzazione appunto del patrimonio delle ville venete, che possono essere dalla sostenibilità alla multimedialità, all'energia, all'architettura e ad altri, che l'anno prossimo tra l'altro il miglior progetto verrà anche finanziato dal punto di vista operativo. L'accento è stato portato sulle modalità di valorizzazione di questo incredibile patrimonio di ville e sul problema di imparare a fare sistema, magari imparando da chi da molto tempo ne ha fatto un business di tutto rispetto, lasciando alle spalle i particolarismi e cercando con la collaborazione delle amministrazioni di alleggerire i gravami burocratici per agevolare anche l'ingresso di nuovi investitori. L'85% delle ville sono dei privati e le ville aperte sono dei privati, quindi è un lavoro a 4 mani che si fa pubblico-privato con la Regione Veneto, con l'Istituto regionale Ville Venete, ma anche con le istituzioni nazionali, con il Ministero dei Beni Culturali. Il Ministro Brai ha dichiarato che le Ville Venete saranno uno dei delle grandi mete italiane anche per l'Expo 2015. Il festival ha dato il via a è già la 6ª edizione, ha dato il via a una kermesse intorno alle ville con questa serie di conferenze prosegue però l'apertura delle ville fino alla fine del mese. Però c'è da dire che di queste ville aperte la maggior parte sono aperte sempre, sono già ville che fanno parte di un circuito e di un network veneto che va dal Garda e comprende anche il Friuli Venezia Giulia e poi dalle Dolomiti all'Adriatico, ed è un network di oltre 150 ville aperte al turismo internazionale e al turismo culturale. Devo dire che la strategia c'è e speriamo che risponda anche il pubblico, perché questo è un arricchimento per cui il pubblico non può fare a meno di visitare e di incamerare, diciamo, le bellezze di queste ville, che non solamente architettonicamente ma anche per ciò che contiene proprio.